suono delle sue parole pareri di clamore nella moltitudine. Questa è la sua descrizione. In Apocalisse Michele è il capo degli angeli che combattono contro le forze del male. Ecco qui la descrizione classica che tutti conosciamo. Scoppiò quindi la guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalso, e non vi fu più posto per loro nel cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che chiamano diavolo o Satana, e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Questo è il ruolo di Michele che maggiormente conosciamo, questo è il difensore del cielo. Nella lettera di Giuda Michele viene detto arcangelo, è presentato ancora una volta come il diavolo per il corpo di Mosè. L'arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo risultava col corpo di Mosè, non osò usare una parola offensiva, ma disse ti condanni persino. Qua è il ruolo di Michele come custode dei nemici. Se passiamo agli apocrifi del Nuovo Testamento, nella storia di Giuseppe il Falegname, vediamo che Giuseppe nell'ora della morte prega Dio di inviare l'arcangelo Michele. Invia il grande Michele, principe dei tuoi anni santi, e resti con me affinché nella povera anima esca senza difficoltà. Ecco, in questi testi biblici si trova tutta la molteplicità, qui primo accennato della figura di Michele, principe delle schiere angeliche, difensore di Israele, combattente contro il drago che rappresenta il male, custode delle anime dopo il passo. C'è un altro ruolo importante che è quello di taumaturgo, e questo ruolo si trova per la prima volta in un passo del Vangelo di Giovanni. Vi è a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, una piscina chiamata in ebraico Bezzata, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Un angelo in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo dettaglio con l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. Giovanni 5,4. Quest'oggi il nuovo è stato identificato come Michele, cioè colui che guarisce per mezzo dell'acqua. Queste sono le citazioni angeliche, le citazioni angeliche più note, più certe sull'arcangelo Michele. Però se non sono tante le citazioni, l'arcangelo stesso ha provveduto a regalare molto di sé nei secoli. Infatti le sue apparizioni sono numerose, così che il popolo cristiano, come in precedenza il popolo israelita, vedeva e sentiva lui la guida nelle battaglie della vita, perché da guida del popolo di Israele San Michele è passato ad essere la guida del popolo cristiano, con il rito di Costantino. Qui sto facendo una breve e rapida storia. Michele, insieme agli altri arcangeli, appartiene alla penultima gerarchia angelica. Sappiamo che il famoso testo gerarchia celeste che dirige la partita descrive le gerarchie angeliche, le 9 gerarchie angeliche, e gli arcangeli sono la penultima, l'ultima e gli altri più vicini a noi. Scrive Dionigi che la saggezza divina può essere percepita pienamente solo dalle gerarchie superiori, cioè serafini, cherubini e troni, e che le gerarchie inferiori possono essere rese partecipi attraverso la meditazione degli angeli superiori. Tuttavia gli scrittori medievali fanno notare che Michele abbraccia la pienezza della vita celeste e possiede la perfezione degli angeli superiori. Opponendosi al maligno rappresenta tutta la potenza celeste e quando incontra l'uomo, che con il peccato originale si è escluso dal paradiso e dalla perfezione degli angeli, viene consentito nuovamente la visione. Per questo è considerato il principe degli angeli. Questo uomo l'ha sempre intuito, tanto è vero che l'appellativo San Michele indica che l'uomo lo sente vicino e indica la sua tendenza a umanizzarlo. L'appellativo santo è sempre stato attribuito a persone rispecchiate in virtù indicate all'esempio. Con riferimento a San Michele, che senza chiamare così, potete vedere, mi piace pensare, è una tendenza all'umanizzazione di questo arcangelo che è apparso numerose volte, è stato molto vicino all'uomo, è ancora molto vicino all'uomo, quindi tendenza umanitaria insieme all'immenso rispetto e alla grandissima ammirazione per il potente arcangelo. Dicevo prima che la relazione a Michele è antichissima. A distanza era rivelato come il principe degli angeli taumaturgo. Per esempio si riferisce, questo è una storia molto interessante, che a Costantinopoli c'era una chiesa dedicata a Michele, dedicata a Costantino il Grande, ritenuta la più bella
Dio, che era puro, e ricevevano in sogno l'indicazione della loro malattia e l'indicazione per guarire. Ecco, questo continuò in relazione con Michele. Ricordate la tradizione di questi tempi chiamati Michelion, appunto da Michele, perché si ricredeva che l'arcangelo Michele vi apparisse e operasse miracoli. Quindi proprio una delle tantissime citazioni che si potrebbero fare all'opera di uno scrittore sottolineo palestinese del V secolo, il quale scrive: chi era in grandissima pena e inevitabile pericolo, oppure era colpito da incurabili malattie e dolori, e si recava lì a pregare, subito veniva liberato dalle sue pene. E cita il caso di un collega di nome Aquilino, affetto da una forma terribile di imperizia, resistente ad ogni tipo di cura. I medici non gli davano speranza, ma lui continuò il suo esempio di portarlo nella chiesa di Michele, convinto che lì sarebbe morto come sarebbe stato risanato. Di notte nel padre d'arcangelo gli ordinò di bere un misto di miele e vino al tempio. Sebbene i medici ritenessero che quell'intruglio gli sarebbe stato fatale, l'uomo avrebbe con fiducia superato la sua morte. E di queste tradizioni se ne potrebbero ricordare basta. Questo Michele di Costantinopoli era famoso in tutto il mondo allora conosciuto. Noi sappiamo che all'anima del mondo cristiano, questo è l'inizio della storia della nazione di Michele nel cristianesimo, che prima è stato anche il protettore degli ebrei, poi come dicevo prima diventò protettore anche dei cristiani. All'alba del mondo cristiano l'arcangelo sembra aliarsi con l'imperatore Costantino, che divenne nel 314 d.C. il primo imperatore cristiano. Ne parla il cronista bizantino Manadas, autore di una cronaca dove sono illustrati fatti di interesse per la conoscenza del tempo. E lui fa un'infinità di riferimenti a Michele nel suo rapporto con l'imperatore Costantino e i successivi imperatori bizantini. Quando Costantino, nel 4 secolo, scelse Bizanzio per capitale dell'impero, dedicò molti tempi appunto a San Michele. Una leggenda narra che l'angelo apparisse in sogno a Costantino, gli rivelasse il proprio nome e gli dicesse: io sono Michele, arcistratega delle croci celesti, protettore della vita cristiana, che ha portato armi vittoriose anche a te quando combattesti contro i tirani, contro Dio. Questa è storia. Costantino era pagano e colpì il primo atto ufficiale di adesione al cristianesimo nel 312 d.C. durante la campagna contro l'Assenio pagano, facendo incidere sui discorsi dei suoi soldati l'iconogramma di Cristo. Gli storici ci informano che Costantino aveva avuto in grande la visione di una croce con il molto famoso Inoximo Vinces, in questo segno liceale, solo che l'aveva ridotto per preparare l'assentato con la croce che non lava come sostituito. E l'arcangelo Michele gli portò in effetti armi di due cose. Un'esperienza celeste guidano e commentano gli storici. Questa esperienza celeste di Costantino nella visione sembra certa anche per un motivo storico molto chiaro, cioè un simile gesto non poteva essere popolare in un esercito che per la stragrande maggioranza è ancora pagano. Quindi è un gesto, questo di mettere la croce sugli scudi, di portare l'aria con la croce, è un gesto che certamente non poteva essere popolare per i soldati, probabilmente quanto è passato. Quindi se Costantino lo volle, probabilmente perché, quasi certamente perché la sua esperienza di visione dell'angelo che disse di portare la croce era autentica. Questo è un commento storico. Nel 313 d.C., con l'editto di Milano, si arrivò al riconoscimento ufficiale del cristianesimo in tutto l'impero, che sono stati secoli